Un saluto speciale ad Antonio Ferrara, ospite della seconda giornata di FLIT, il Festival della Letteratura Italiana qui a Pola. Allora, un festival nella sua seconda edizione tutto speciale, diverso, digitale, online, ma purtroppo dobbiamo adeguarci ai tempi che corrono e quindi online. Senti, però ti sentiamo con un molto male. Sì, sì, anch'io ti sento un po' Magari male. se mette il microfono vicino alla bocca sentiamo forse meglio, Liana. Tenere il microfono vicino alla bocca, mi sentite? Sì. Sì, molto meglio. Ok, allora tengo il microfono qui vicino. Allora, ragazzi, prima di dare il via alle vostre domande, che sono tante, hanno tante cose da chiedere, voglio iniziare con una brevissima presentazione. Voglio dire soltanto brevemente, quindi Antonio Ferrara è nato a Porti, a Napoli, però vive a autore, illustratore di libri per ragazzi, premi, tra cui anche il è uno dei premi più importanti della letteratura. Nella biografia che ci ha mandato ha scritto così. Sentiamo male, Liana, lo stesso. Sì, sì. Perché si è sentito male? Perché il wireless si perde il segnale. Sì, il benedetto segnale internet. L'audio. Mi sentite? Male. Peccato perché stavi facendo un sacco di complimenti ad Antonio Ferrara. Volevo anche che li ripetessi, anche se avessimo capito, avrei voluto che tu li ripetessi, ma mannaggia. Adesso mi sentite? Sì, adesso sì. Allora, Sentiamo come procede. vicino alla bocca, cioè, manca poco che lo... Che lo ingoio. Ripeto, allora, bravissimo Antonio, ha vinto... Oh, adesso puoi ripetere, si è sentito benissimo, ma puoi ripetere questa cosa. Tantissimi premi, tra cui quello, diciamo, quello più prestigioso per quanto riguarda la letteratura e ragazzi, il premio Andersen. Però quello che voglio dire io, voglio citare una cosa che ci ha scritto lui nella sua biografia. Ha scritto così: molti anni fa ho cominciato a scrivere per colpa del mio gatto scorreggione. Ma non dovevi dirlo questo, perché l'hai detto? Che figura! Aspetta, no, deve essere ufficiale questa. Le cui vicende interiori sembrava che meritassero di essere raccontate. Ecco. Ma prima di ascoltare quindi le tue esperienze di scrittore e di educatore, ecco, è una domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti. Com'era Antonio Ferrara adolescente? Mi sa che il mio audio non funziona più. Funziona. Si sente? Sì. Allora sono costretto a rispondere, mannaggia. Ma che questa conduttrice è un po' indiscreta e vuole subito il gossip. Poi mi chiederà come sono messo a ragazze. Vabbè, tanto mia moglie di là ancora non sente, poi la sentirete leggere e quindi starò attento a quello che dirò su certi argomenti. Comunque, raga, non ero proprio così bravo a scuola. Alle medie proprio mi piaceva
solo due cose mi piacevano: scrivere e disegnare. E il mio sogno era diventare un fumettaro, cioè un fumettista. Io mi compravo il mio fumetto preferito, lo divoravo in mezz'ora e poi ne avevo voglia ancora un po' di storia. Secondo voi cosa facevo? Provate a pensarci. Siccome non c'era il nuovo numero, bisognava aspettare una settimana prima che arrivasse in edicola. Secondo voi cosa combinavo? Lo so che siete spenti di microfono, provate già a rompere il ghiaccio. Secondo voi? Io che sognavo di fare il fumettaro. Scriveva in continuo e dopo leggeva. Molto bene, come ti chiami? Ambra. Ambra, gelato pagato, molto bene, hai indovinato. No, non hai vinto niente, perché fossi lì te lo offrirei volentieri, ma come faccio a mandarti un gelato? Si scioglierebbe. Sì, mi scrivevo e mi disegnavo la storia, raga, e così ingannavo il tempo e resistevo una settimana finché non usciva il numero 2, quindi compravo il numero 1 e lo leggevo in mezz'ora. Un'intera settimana mi scrivevo e disegnavo, come dire, l'1 bis, e attendevo che uscisse il 2, che sembra 3 ma era il numero 2, e poi ricominciavo. Il mio sogno era fare questo. Infatti nei temi noi piegavamo il foglio protocollo in 2 metà, non so se voi fate ancora così, non credo, o sì? Sì, allora capirete quanto sto per dire. A sinistra bisogna scrivere, no? Nella colonna di sinistra, io lo facevo. Nella colonna di destra, dove la prof avrebbe dovuto correggere gli eventuali errori, io disegnavo come un matto. E oggi sono autore e illustratore, ci pensate? Perché c'era una bravissima prof di italiano che ho avuto solo per un anno delle 3 medie, che mi diceva: ok, faccio anche i disegni, ma prima rileggi. E i miei compagni dicevano: prof, ma non è giusto, Ferrara si mette a fare i disegnini invece del tema. E lei diceva: voi pensate, sentite come diceva, spiritosissimo, voi pensate ai casi vostri. Noi dicevamo: prof, ma ha detto una parolaccia. E lei rispondeva: ho detto con la S, state attenti quando parlo. Però devo dire che c'era la mia prof di matematica, mannaggia. Ah, non sono così le prof di matematica, io ho avuto l'unica, la peggiore. Sentite cosa mi diceva, perché andavo malissimo in matematica. Tutti i giorni per 3 anni mi ha interrogato tutti i giorni per 3 anni consecutivi e mi apostrofava in questo modo quando mi chiamava: Ferrara, virgola, piccolo vermiciattolo strisciante, su, vieni alla lavagna. Giuro, oggi sarebbe da denuncia. Allora si poteva fare, mannaggia. E grazie a quella prof di matematica, devo dire grazie a lei, perché mi ha orientato verso altre discipline: italiano, illustrazione, letteratura. Grazie a lei, No, grazie alla prof di italiano, ovviamente. Lo so che l'ho fatta lunga come premessa, però è da lì che arrivo. Alle medie non ero bravissimo, alle superiori, liceo artistico, sono arrivato nel mio territorio, sono diventato, pensate, il migliore non della classe, il più bravo dell'istituto, e mi vergognavo di passare per secchione. E allora, per non passare per secchione, sapete cosa facevo? Mi beccavo almeno una nota al giorno, tutti i giorni, una volta in matematica, una volta in storia dell'arte, così non mi dovevo vergognare di amare tanto lo studio. Pensate che salame alla vostra età e alla mia età quando c'è stata. Lo so, l'ho fatta lunga la risposta, giuro che sarò molto più lungo nelle prossime. No, più breve. Perfetto, dai. Andiamo allora con le domande, così mano a mano che sentiremo le tue risposte avremo anche modo di scoprire più vicino il tuo modo di scrivere, le tue avventure. Certo, sono proprio curioso di sentire che domande. Oddio, spero di essere preparato. Volevo, anzi, prima di iniziare, volevo ringraziare le amiche di Tamatrano, vero? Che hanno fatto un capolavoro di mediazione, bravissime. Katia è stata la mia agente a Lavana, anzi a Pola. Katia, in video bellissimo con degli assaggi di lettura, facendoci alcuni dei tuoi comunque adesso diamo voce ai nostri ragazzi, ed è proprio il caso di dirlo, a parlare del libro Viva Voce, che hanno letto. Eccolo qui. Quindi cominciamo con le domande che riguardano Manuel.
Sentiamo Manuel che inizia con la prima domanda. Buongiorno. Ciao Manuel. Allora, prima domanda. Ispirato a qualcuno a qualche avvenimento quando ha deciso di scrivere viva voce oppure è solo frutto della sua fantasia? Senti Manuel, intanto grazie della domanda. Senti, spesso i miei libri nascono da uno spunto reale, un fatto di cronaca che leggo su un giornale o che sento al telegiornale, dove il protagonista è o un maschio o una femmina della vostra età. Voi siete adolescenti, lo sapete, no? Adolescenti e adolescenti lettori. Ma i miei personaggi non sempre sono bravi lettori, ma sempre adolescenti. Senti, nel caso di Viva Voce, vero che il titolo sembra un'offerta della Vodafone? O di TIM? O di un'altra compagnia? Non so voi che compagnia avete. Wind. Viva Voce. Chiamami, sei in Viva Voce. No, ma non è quello. Il titolo serve a confondere apposta. Il libro parla di Lucio, come sapete, no? Questo ragazzo di 16 anni che smette l'obbligo scolastico ma non ha finito l'obbligo formativo, cioè fino a 18 anni deve fare qualcosa per formarsi e comincia a lavorare in una fabbrica di occhiali e infatti in copertina ci sono degli occhiali disegnati. Però lo spunto è assolutamente inventato, per rispondere a Manuel. In questo libro io volevo parlare della mia passione per gli incipit. Sapete cosa vuol dire questa parola? È una parola latina, ma la usano tutti gli scrittori del mondo, i tedeschi, i francesi, i croati, gli italiani, però è una parola latina che vuol dire inizio, è la prima frase di un romanzo, di un racconto, di una poesia, dove gli scrittori si impegnano al top, giocano il jolly per così dire, per catturare l'attenzione del lettore fin dalla prima frase. Allora in questo libro c'è come un catalogo dei miei incipit preferiti, l'inizio di tanti libri per ragazzi, per adulti, contemporanei, classici, è un catalogo di inizi e come sapete Lucio entra in un ospedale o in una casa dove c'è un anziano ammalato, un bambino ammalato, li scruta un attimo, poi scruta nel suo zaino e ne cava fuori il suo libro secondo lui più giusto da leggere a quella persona, per farlo stare un po' meglio. La storia è assolutamente inventata, però nasconde la mia passione per gli incipit, per le prime frasi dei libri. Ne faccio una collezione, una raccolta. Ah, aspetta, lo so che c'è un'altra domanda, ma volevo dirvi che oggi potete fare tutte le domande che volete al sottoscritto, perché avete davanti a voi un autore vivente. Non sempre è così, quindi brave le bibliotecarie, brava Katia e tutta la Matra che vi mettono a cospetto di un autore in carne e ossa. Mia moglie dice più carne che ossa ultimamente. Aspetta un attimo, però volevo dire che non tutti sono viventi gli autori. Ho qui un collega che ci tiene a manifestarsi. Oh raga, aspetta, no, un attimo, sto parlando con i raga, ma aspetta. È uno che vive con me, cioè vive parola grossa, però ve lo mostro perché si vuole far vedere. Non è uno scrittore vivente. Scusate, vive con me, ha una sua camera, però lui è uno scrittore che succede anche a noi, non è più vivente. Ma sapeste quanto è disordinato? Devo sempre scusate. C'è anche una bella musichetta di sottofondo. Allora, continuiamo con le domande. Ian, ci sei? Sì. Vai. Buongiorno. Allora, ciao. Le farò una domanda sul libro Viva Voce. Prego. Come mai ha deciso di dare il talento di saper leggere ad alta voce a Lucio? E il messaggio... Aspetta, non ho sentito. Come mai ha deciso di... dare il talento di saper leggere ad alta voce a Lucio? Di dare il talento, scusami, ti sento a tratti, di dare il talento di... saper leggere ad alta voce. Tutto qui, certo. Senti, ma
perché penso, e da qui il titolo, che le parole nei libri siano come addormentate, come in letargo, però ci sono. Serve che qualcuno le risvegli, leggendole ad alta voce. E siccome io ho una moglie che legge libri ad alta voce, tra un po' ve la faccio sentire, ho imparato molto da lei e so che quando tu leggi un libro ad alta voce davanti a tutti, anche se c'è davanti a te una classe di ragazzi incasinati, disperati, non attenti come voi, tu impugni il libro, leggi ad alta voce e tutti si fanno attenti. Anche quelli che non hanno mai letto un libro e sono convinti che non gli piaccia leggere. Appena tu leggi un libro ad alta voce, ti crea come una magia. Però devi leggere bene, perché la lettura evoca le parole e le immagini nascoste nei libri. Evocare è un verbo bellissimo, il cui significato antico, cioè l'etimologia. Pensate cosa vuol dire evocare? Vuol dire tirare fuori dal buio e mostrare alla luce. Quando tu leggi fai questo, vai nel buio, tiri fuori delle immagini e le fai vedere a chi ascolta. E quindi leggere ad alta voce, hai ragione, lo vedo un talento, hai proprio ragione, la parola giusta è quella. Ma ci si può allenare, persino io che leggevo malissimo, ascoltando mia moglie ho studiato un po' l'ascolto, ascoltando, e un pochino sono diventato bravino. Poi magari vi faccio sentire, se non mi vergogno. Vediamo. Grazie, bellissima domanda. Lei legge ad alta voce? Io leggo ad alta... Ah, devo leggere? Vuoi che legga adesso? Aspetta, prima qualche altra domanda, poi sì, mi provo, certo. Va bene. Grazie intanto. Sì, poi comunque c'è ancora Ian che aveva una domanda da fare, poi magari riguardo anche l'altro libro, no, Ian? Sì. Devi fare un'altra domanda, vai. Ok. Hai incontrato realmente Angelo nella vita reale quando ha lavorato presso la comunità alloggio per minori? Eh sì, voi state parlando di questo libro evidentemente. Sì. Ero cattivo. Senti, Ero cattivo nasce proprio dopo che ho lavorato per 7 anni in una comunità alloggio per minori. Per minori vuol dire per ragazzi della vostra età, ma anche più grandi, che non avevano problemi personali, erano ragazzi normalissimi. Avevano però problemi familiari molto tosti, molto duri. E però io facevo già l'illustratore mentre lavoravo in comunità alloggio. Facevo i disegni nei libri altrui, scritti da altri. Ma lì dentro sono venuto a contatto con storie così forti e toste e che nessuno conosceva, neanche i prof di quei ragazzi, neanche i compagni di banco volevano sentirle, quelle storie dure, terribili, fastidiose. Immaginatevi genitori violenti, tossicodipendenti, prostitute, assassini. E tutta questa roba era intrecciata spesso in una stessa persona, in uno stesso papà o in una stessa mamma. E questi ragazzi non ne parlavano con nessuno, ma noi quelle storie le conoscevamo. E allora mi è venuta voglia di raccontarle a ragazzi come voi, un po' più fortunati. Poi spesso mentre ne parliamo salta fuori qualche ragazzo, in adolescenza mica si è sempre fortunati. Ragazzi, vi giuro, da adulti si sarà molto più felici che alla vostra età. Io la mia adolescenza ho deciso di non dimenticarla mai più, perciò ho scritto per voi ragazzi. Alla vostra età si ride come non si riderà mai più nella vita, però in certi momenti si è così disperati come non si sarà mai più disperati nella vita, perché non si comanda ancora, non si hanno ancora strumenti alla vostra età. A scuola comandano i prof, e meno male. A casa comandano i genitori, e meno male. E quando è che comando io che sono un adolescente? Verrà il momento e verranno nuove responsabilità insieme alle nuove libertà. Però ragazzi, nei libri per ragazzi, leggendo, ci si allena a fare educazione sentimentale. Si impara a nominare e a condividere le proprie emozioni. E anche a governare le rabbie, le gelosie. Chi finisce per primo le parole è colui o colei che poi alza le mani e diventa violento. Chi sa dire anche la propria rabbia non ha bisogno di alzare le mani e di esercitarla, per così dire. Quindi Angelo, il protagonista della storia, pensate, un angelo che però è cattivo, è un ossimoro vivente. Ossimoro vuol dire acuto con apparenza di stupidità.
Cioè una coppia di parole. Un angelo può essere cattivo? A volte sì. E un cattivo può essere anche un angelo? Sì. Angelo, il protagonista della storia, senti, non l'ho conosciuto sul serio. È come se fosse il riassunto di tanti ragazzi e tante ragazze che ho conosciuto sul serio in comunità alloggio, dove ho lavorato. Per economia narrativa, per non scrivere 20 volumi, che sarebbe stato assurdo, ho concentrato tutte le cose su questo angelo, che appare un po' più terribile di quello che era, perché ho fatto capitare tutto a lui, quello che faceva un ragazzo, quello che faceva un'altra ragazza. Ma la mia scommessa è che poi in quella storia c'è padre Costantino, come sapete, chi l'ha letto lo sa, un educatore che ha un nome, che ha un programma, perché lui è tenero e tenace, costante, anzi Costantino, e non punisce mai questo ragazzo. Qualsiasi cosa combini, cerca di responsabilizzarlo. Questo capitava in comunità alloggio. Ogni nuovo ospite, ogni nuovo ragazzo, ogni nuova ragazza si sedeva a tavola e faceva come fa Angelo nel secondo capitolo della storia. Dava una gomitata alla caraffa dell'acqua e la faceva cadere. La caraffa andava in frantumi, si bagnava il pavimento e poi il personaggio di turno, nella realtà il ragazzo o la ragazza di turno, aspettavano la, secondo loro, meritata punizione. Era un test per noi educatori adulti, come a dire, vediamo adesso cosa mi fanno, se mi puniscono, se sono veramente cattivo. Il difficile era cercare di non confermare il loro vissuto di cattiveria e intanto insegnare loro le regole di convivenza civile, senza le quali non si va da nessuna parte. Quindi Angelo è come se fosse il concentrato di tanti ragazzi veri che ho conosciuto, ma lui è inventato. Lo so che l'ho fatta lunga, però praticamente ti ho spiegato il libro. Ultima cosa, a un certo punto, ah sì, questa ve la leggo quasi quasi, guarda, prima che arrivi mia moglie, che poi se no la vuole leggere lei, che legge meglio di sicuro. Approfitto, Alla fine dell'intero anno che Angelo ha trascorso in comunità alloggio, lui che odia padre Costantino perché gli dà tutte le regole, gli dà gli ordini, le consegne, alla fine se ne va e sembra rivalutare le parole di quest'uomo, di padre Costantino. Sentite cosa dice, attenzione, è il mio passaggio preferito nel libro, capitolo 57 di 60 da cui ho composto il libro, verso la fine, ma non sto spoilerando, quindi 3 capitoli prima della fine. Angelo dice, e pensavo che non era stato poi così male stare lì in quella casa in mezzo alla campagna. E pensavo che mi piaceva come parlava il prete. E mi piaceva che scegliesse con cura le parole. Avevo notato che diceva sempre quando e non diceva mai se. Non ti diceva, per esempio, se riuscirai a essere promosso vedrai che... Ma quando sarai promosso vedrai che. Non ti diceva se imparerai a comportarti bene allora, ma ti diceva quando imparerai a comportarti bene allora. Questo ti faceva sentire forte, capace, quasi imbattibile. Ed era una cosa veramente strana e bella, perché era una tenerezza, certo, ma ti induriva. Oh raga, vi chiedo io adesso, secondo voi è meglio se un adulto si rivolge a voi con il se o con il quando? Se. Perché se? Intanto ha avuto il coraggio di manifestarsi, ha risposto subito d'impulso. E io sono d'accordo con te, l'ho anche scritto, però prova a dirmi perché, o qualcuno lo aiuti. Guarda che c'è Manu che stava già per alzare la mano, o forse voleva solo scarcolare. Scherzo, Manuel. No, davvero, prova. Tu che hai detto se, prova, perché hai ragione, ti dico già che... Se io ti dicessi se quest'anno sarai promosso, non sarebbe lo stesso che dirti quando sarai promosso quest'anno. Perché cambia? Perché forse ti dà la sicurezza che non fai niente dopo. Ti dà? La sicurezza
e dopo non fai niente per scuola e dopo sei un po' promosso però con prodotto. Senti, quella sicurezza si chiama anche fiducia. Vuol dire che io sono sicuro che ce la farai. E ti dico se, può darsi che tu non ce la faccia. Metto in dubbio le tue capacità, ma se dico quando, vuol dire che è sicuro che sarai promosso. È solo questione di quando, questione di Tempo. di tempo, bravissimo. Altro gelato pagato, tanto non devo pagare niente. Domande. Come mai hai deciso di lavorare nella comunità alloggio per minori? Ah, guarda, in quel periodo non è stata una scelta così consapevole. Avevo bisogno di lavorare, ero proprio disoccupato e lavoravo come volontario con i bambini, come animatore culturale. Facevo disegnare perché ero bravo a disegnare. Mi portavo il sassofono e suonavo il sassofono con i bambini, con le maestre, ci inventavamo dei giochi. E poi è saltata fuori questa possibilità di lavorare in una comunità alloggio. Ma badate, non avevo nessuna esperienza e neanche studi relativi a quel percorso di lavoro. Poi ho letto un sacco di libri di psicologia, di pedagogia, perché volevo essere bravo. Ho fatto un concorso, ho studiato per quel concorso e sono arrivato lì a fare l'educatore in una comunità alloggio. E meno male, perché grazie a questo lavoro sono diventato scrittore, come vi dicevo. Quindi io arrivo alla letteratura per ragazzi non attraverso studi letterari, ma proprio sono atipico, studi sociali. Ecco. Però nella letteratura per ragazzi c'è tanto di sociale, ho scoperto dopo. Visto che sto diventando bravo a rispondere brevemente. Altre domande, please. Anche su altri libri che eventualmente avete letto, se no io vi propongo delle cose un po' proibite, però... Allora, posso fare una domanda? Prego Manuel, ormai ci conosciamo da diversi minuti. Cambiare il genere letterario. Accetterebbe di scrivere romanzi per adulti? Sì, perché no? Se me lo proponessero. Senti, ma sai Manuel che ci ho pure provato, ma non mi viene. Ma sai perché? Perché io in fondo sono convinto che scrivere per ragazzi sia molto più difficile. Una volta hanno chiesto a Dino Buzzati che insomma una volta ha scritto il suo unico libro per ragazzi che io sappia, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, è un giornalista e critico letterario, lo ha intervistato e gli ha detto: ma come? Dottor Buzzati, lei è un grande scrittore per adulti, stavolta ha scritto un libro così per bambini, voleva dire un libro minore di serie B. Sapete cosa ha risposto Dino Buzzati? Dino Buzzati, grande scrittore per adulti, ha risposto: guardi che scrivere per ragazzi è come scrivere per adulti. E poi ha aggiunto: solo molto, molto, molto più difficile. E chi prova a dirmi perché? Lo so che non vi aspettate le domande da me, ma io le faccio. Chi prova a dirmi, secondo lui o secondo lei, perché sarebbe più difficile per uno scrittore scrivere per ragazzi anziché per adulti? Perché è facile la domanda, così la giro a voi, che me frega a me. Perché magari lo scrittore è adulto e deve scrivere per ragazzi. Signori, un applauso. Molto bene. Eh sì, perché chi scrive è un adulto, ormai quasi 22 anni, non so se si vede, quasi 22. E ha riso che lo faccio bocciare subito. Ho sentito qualcuno. Confesso che non ne ho 22, ne ho 24. Però quando a scrivere è un adulto e vuole parlare con una voce di ragazzo o addirittura di ragazza, femmina, essendo un maschio adulto, è mica facile, mica facile, è molto più difficile, hai maggiori responsabilità, non puoi scrivere come viene, come fa un adulto. Aspetta un attimo, ma voi, siccome ho visto passare mia moglie qui, aspetta, voi mi dite, ma che classe siete? Allora, te lo dico io, Sì. sono
Forse me l'avete scritto, ma non mi ricordo più. È che li vedo grandoni, sembrano delle superiori quasi. Mi sono dimenticata di dirlo all'inizio, quando volevo fare le presentazioni alla grande, però sono una prima superiore, che è una prima Ah, allora ho visto giusto. liceo, e invece questo dove scrive Bernardo Benussi è una scuola elementare che è l'8ª classe, sarebbe la terza media italiana. Ah, benissimo, benissimo. Noi andiamo avanti fino all'8ª. No, sai perché, molto bene, ma sai perché ti faccio questa domanda e grazie della delucidazione? Perché adesso oserei far leggere alla brava lettrice Marianna Cappelli, che è la mia lettrice preferita delle 3 galassie, e anche un po' mia moglie però, e penserete che io lo dica solo per questo. No! Vedete come legge? E però vorrei far leggere dalla sua viva voce, è proprio il caso di dirlo, un brano molto tosto che noi andiamo a leggere nelle scuole solo dalla nostra terza media in giù. Quindi siamo perfetti. Come età siamo perfetti, perché il testo sentirete. Però intanto vi dico, è tratto da questa raccolta, una raccolta di racconti brevi che si intitola Scappati di mano ed è scritto da me e da Filippo Mittino, che è uno psicologo dell'età evolutiva, e parla di 6 racconti brevi e la fatica del crescere in adolescenza, 6 disagi in adolescenza. E la proposta mi è arrivata da Filippo Mittino, che aveva letto il mio libro Ero cattivo. E poi ha detto: senti Nino, che bello sto libro. E io ho detto: scusa, puoi ripetere? Lui ha detto: sì. Dico: che bello sto libro. Dico: scusa, puoi ripetere? Poi si è stufato, mi ha mandato a quel paese perché basta, ma io volevo risentire il complimento. Ha detto: tu Ero cattivo l'hai scritto con un linguaggio molto lineare, sembra che parli proprio a un ragazzo di 13 anni. Scriviamo un libro insieme con quel linguaggio. Io ho accettato la sfida, ho detto certo, volentieri, ma cosa vuoi che scriviamo? Uno scrittore e uno psicologo insieme, cosa viene fuori? Un romanzo? Un saggio? E lui dice: no, aspetta, tu mi scrivi 6 racconti brevi, 6 racconti di dolore, di fatica del crescere in adolescenza. E io ci metto i miei commenti da psicologo, chiarissimi anche per i ragazzi, ma soprattutto per i loro genitori, per i loro insegnanti che non si ricordano quanto sia stato faticoso crescere anche per loro. Ho detto sì, bene, ci sto, ok. E cosa vuoi che ti scriva? Dammi una prima consegna per un primo racconto. Per un primo racconto. Ho detto, dai. E lui mi fa, dunque, Nino, io sono Nino per gli amici, Nino, scrivimi una prima storia che parli di cyberbullismo. Sapete cos'è, no? Non c'è bisogno neanche di spiegarvelo. Bullismo online, lo sapete bene. Dico, ci sto, che bella idea. Ci sto, però ragazzi, sentite, non è che tu accetti una sfida e ti viene subito l'idea. E quindi passano un paio di settimane e io non scrivevo una riga. E Filippo Mittino dice, sì, ma sta storia... Hai ragione, dice, ma breve, massimo 2 paginette. Però sapete, scrivere poco e scrivere facile è difficile. Scrivere facile è difficile, diceva Walter Tobagi, uno scrittore italiano ucciso dalle Brigate Rosse, dai terroristi. Scrivere facile è difficile, devi prosciugare. Scrivere difficile è facile. Allora, un giorno sono in treno e ho tra le mani il quotidiano La Repubblica e leggo l'articolo che diventa lo spunto del mio libro. E sentite che storia. A Novara, proprio città dove abito, una ragazza di 14 anni si era tolta la vita lanciandosi dal 3° piano di casa sua, perché era diventata oggetto di insulti su Facebook. Allora tra i giovani era di moda Facebook. Era stata fatta oggetto di insulti su Facebook da parte dei suoi compagni e delle sue compagne di classe. Non aveva retto il dolore e si era tolto la vita. Io abito a Novara ma non sapevo niente, era successa questa cosa la notte precedente e lo apprendo dal giornale. In quel momento ho pensato 3 cose. La prima, ho pensato, guarda sta ragazza, a Novara non sapevo niente e adesso l'hanno liquidata in 10 righe sul giornale. Se ne parlerà domani, poi tra una settimana se la dimenticano tutti. 2, ho pensato, sarà lo spunto per il mio racconto. Ecco. Terza cosa che ho pensato, pensate che strana ma che bella in fondo, ho pensato che volevo sentire la voce di quella ragazza, la sua.
E come si fa a sentire la voce di una persona che non c'è più? Con la letteratura si può, non solo quella per ragazzi, ma quella per ragazzi a maggior ragione. Quindi adesso dalla voce di Marianna, che tra un attimo vi presento, sentirete la voce di un uomo adulto, io evidentemente, che parla come se fosse una femmina di 14 anni. E poi mi dite l'effetto che fa. Intanto vi presento Marianna Cappelli. Ciao ragazzi. Aspetta che... Poi mi dite sulla storia, tutto quello che vi viene in mente. Buongiorno. Buongiorno. Poi esco fuori. Mi alzo dal letto. Apro la finestra ed esco fuori sul balcone. Il cielo è nero nero stanotte. È pieno di stelle. Dal terzo piano sembra più vicino, sembra. Fa fresco qua fuori. Fa fresco in camicia da notte. Niente sonno. Non riesco a dormire. E domani a scuola non ci vado, poco ma sicuro. Non ho proprio voglia di sentirli. Basta. È tutto perché ha cominciato lui. Ha messo le mie foto su Facebook e gli altri gli sono andati dietro. E non solo i maschi, no, non solo i maschi. Anche le femmine, le mie amiche. Hanno cominciato a scrivere insulti su Facebook, a dire che ero proprio una così, come diceva lui, una che va con tutti. E tutto per le foto. Me le aveva fatte quella volta che eravamo andati al lago. Ed eravamo stati così bene, eravamo stati. Io e lui da soli. E io lo amavo. E anche lui mi amava. E me lo diceva a ogni momento. Poi, prima di fare il bagno, mi aveva convinta a togliermi il pezzo di sopra del costume. E mi aveva fatto le foto. Anche se mi vergognavo e non volevo. Giura che non le fai vedere a nessuno, gli avevo detto. Giura. E lui rispose, sta tranquilla, amore, sta tranquilla. E invece poi le ha messe sulla pagina di Facebook le foto. Le hanno viste tutti. E poi ha scritto quelle cose. E adesso non riesco più a dormire. Fa freddo qua fuori. Di notte fa freddo sul balcone. Vengono i brividi. Domani a scuola non ci vado comunque. Non voglio più andarci a scuola. Che in classe quelli ti guardano e fanno le battute. E dicono, ah, ecco la ragazza del lago. Ci vediamo al lago, amore. Che belle tette che hai. E i maschi ti chiedono pure quanto vuoi. Mia madre a tavola mi vede strana, mi vede. E mi chiede, cos'hai Viola? Ti vedo strana. Ma io non parlo, non dico niente. Lei cosa può capire? Mio padre mangia invece. Guarda la tele e non se ne accorge. Eppure Marco sembrava quello giusto. Che ne sapevo io? Che ne sapevo? Uno ogni tanto tira a indovinare. Che poi le foto le ha messe su Facebook solo perché l'ho lasciato, perché non lo volevo più. Ma una cosa ci può fare se non è più innamorata? Deve rimanere insieme per forza. E poi, dopo che le ha messe le foto, per strada l'ho incontrato Marco una volta. E senza le parole gli ho chiesto, perché mi hai fatto questo, Marco? Perché? E lui senza le parole mi ha risposto, così impari. E adesso non ho più un amico e questa cosa qui va avanti già da un mese. Già da un mese che non ci dormo più la notte.
È fredda l'aria sul balcone stanotte. E se la tocchi, è fredda pure la ringhiera. Un attimo, la salti e cadi giù. E adesso sotto la schiena è buio. L'asfalto è caldo, odoroso, silenzioso. E in alto vedo il palo, gli alberi, il tetto delle case. E sdraiata qua per terra. Adesso sonno. Ecco. Adesso sonno. Adesso sì. E sento il sonno che viene piano piano e già mi prende. E guardo il cielo nero nero e tutte quelle stelle. Sento il sonno che viene piano piano. Bravissima. Secondo voi, Viola nella storia, nella vita reale il suo nome era Carolina Picchio. Avrebbe potuto chiedere aiuto a qualcuno per dire quello che ha fatto? Sì. A chi? A chi? A chi? Ai genitori, però lei non si è fidata, aveva paura di essere giudicata. Se avessero visto quelle foto su Facebook, si è vergognata. Come? A un insegnante, perché le vostre insegnanti sono persone capaci di ascolto, voi le vedete tutti i giorni, avete un rapporto quotidiano con loro. Vabbè, comunque, fra tutte le vostre insegnanti ci poteva essere qualcuna di cui voi vi fidate, a cui raccontare un dolore magari. Cercate, anche se non è un insegnante, una persona che intorno a voi può aiutarvi. Quando uno si sente in un buco nero, ha bisogno che qualcuno gli faccia vedere un altro punto di vista. Se Carolina avesse avuto la forza di farsi ascoltare da qualcuno, da un adulto competente, magari non avrebbe fatto quello che ha fatto. E c'è un altro motivo. Se i compagni di Carolina, sia i maschi che le femmine, se uno su quei compagni avesse detto no a quel Marco, avesse detto no, guarda, tu sarai anche il più figo della classe, ma io ti dico no, io questa cosa contro Carolina non la faccio. Se uno solo avesse detto no, Carolina forse sarebbe ancora qui. Pensate, a volte bisogna disobbedire, è importante. Devo ancora dire una cosa. Intanto grazie Marianna, sentite come legge, io cerco di imparare ma non so se ce la posso fare. Dite che cosa, e voi lo so che ridete, cioè sì, figurati, i fatti miei, figurati se non potrei mai raccontarle a un mio prof o a una mia prof. Eppure ragazzi, c'è un proverbio arabo che dice: il maestro arriva quando il discepolo è pronto. Vuol dire che vi dovete guardare intorno per scoprire qual è la persona adulta a cui affidarsi. Ma se vi guardate intorno ce n'è sempre una. Magari non è un prof, non sono i genitori, magari è il mister di calcio, l'allenatore di nuoto, la maestra di violino, di danza. Saprete voi. Certo è che Carolina ce l'aveva una persona adulta capace di ascolto. L'aveva in classe, il suo prof di educazione musicale, che si chiama Elena Ferrara, è il mio stesso cognome ma non è una parente, è un'omonimia. La sua prof non si è data pace per non aver intercettato il disagio della sua vita. E siccome è anche una senatrice della Repubblica, del Partito Democratico in Italia, non si è data pace finché non ha firmato come prima firmataria la prima legge contro il cyberbullismo d'Europa e quindi del mondo. Io ve la segnalo, prendete nota, perché lì c'è pure un aiutino, la trovate su Google, perché uno si trovasse in una situazione analoga capisce a chi può rivolgersi. La legge si chiama legge numero 71
di maggio del 2017 contro il cyberbullismo. Una legge intitolata, immaginate un po' a chi? A Carolina Picchio, si chiama proprio legge Carolina Picchio. Il papà di Carolina Picchio, adesso io l'ho visto andare in giro per tutte le scuole medie e superiori d'Italia, con in mano un post-it giallo. È l'ultimo messaggio che Carolina ha lasciato ai suoi compagni di classe. Lo ha scritto, ha appiccicato il post-it sulla sua scrivania, poi ha aperto la porta finestra e si è buttata giù dal balcone. Sapete cosa c'è scritto su quel bigliettino? Che il papà di Carolina porta in giro in tutte le scuole, lo mostra a tutti i ragazzi e alle ragazze della vostra età. C'è scritto: adesso sarete contenti, adesso forse capirete che il dolore, che le parole possono fare più male delle botte. Poi ha aperto il balcone e si è buttata giù. Perché non ha trovato il coraggio di dire il suo dolore. Io scrivo libri per ragazzi anche per questo. Perché uno impari a dare nome alle proprie emozioni e persino al proprio dolore. Volevo dirvi una cosa che ha detto Shakespeare in una sua tragedia, che è il Macbeth. Lui fa dire a un suo personaggio: parla, perché il dolore che non si esprime ordina al cuore di spezzarsi. Quindi quando avete un dolore, tiratelo fuori in qualche modo, perché altrimenti quel dolore implode, e abbiate il coraggio di chiedere aiuto, perché anche chiedere aiuto a volte è difficile, a tutte le età. Oh, bene, quanta roba ci siamo detti. Lo so che questo libro non l'avete letto, è perciò che l'ho preso. Prima ho chiesto alla conduttrice appunto di che età foste, perché insomma non lo leggiamo nelle classi dove ci sono ragazzi più piccoli di voi, però appena possibile, quando c'è l'età adatta, noi osiamo. E sapete che un mio collega scrittore, di cui non farò il nome naturalmente, ha sentito Marianna leggere questo brano davanti a ragazzi come voi, poi mi ha chiamato da parte e ha detto: senti, ma tu scrivi libri così per ragazzi delle medie, delle superiori, e Marianna li legge pure ad alta voce. Dico: perché non dovrei? Sentite cosa mi ha detto: ma non ti rendi conto che poi c'è il rischio di emulazione, vuol dire di imitazione? Cioè lui dice che magari un ragazzo o una ragazza in una situazione del genere, da disperati, leggono sta storia o la ascoltano e magari possono buttarsi giù dal balcone. Cosa mi dite? Faccio bene a scrivere storie del genere? Cioè, sono dannose o indifferenti per un ragazzo o una ragazza della vostra età? Chi mi vuole rispondere? Perché siete i miei lettori preferiti come fascia d'età. Chi prova? È meglio che si scrivano certe cose per non ripetere gli stessi errori. Chi sta parlando che non vedo? Io. Come ti chiami? Marta. Senti, quindi vuoi dire che servono persino queste cose? È meglio scriverle e far vedere ai ragazzi, perché i ragazzi non ripetano, proprio il contrario, che non ripetano gli errori che sono già stati fatti. Vedono un altro punto di vista, possono vedere che ci sono soluzioni alternative a quella. Sì. Infatti la mia idea era proprio di far vivere già come vedere tutto il film, come potrebbe andare a finire una storia del genere, come purtroppo è veramente andata a finire, in modo che qualcuno dovesse trovarsi in una storia analoga, simile, non rischi di fare lo stesso errore, come dici tu infatti. Cioè io ho visto come può andare a finire. Dovessi trovarmi in una situazione del genere, io cosa farei? No, aspetta, ho visto come può andare a finire. Io penso che potrei fare questo. Ragazzi, in ogni tipo di narrazione, anche se qualcuno ti mostra uno spot pubblicità, o ti mostra un film, o ti legge un libro, ti sta dando 3 cose. E tu ti aspetti questi 3 elementi che dico adesso, anche se non lo sai, inconsapevolmente ti aspetti ricordo, esperienza e speranza. 3 ingredienti che ci sono in tutte le narrazioni, film e spot pubblicitari. Se ti emozioni ascoltando la storia, se sembra che a un certo punto ti riguardi, perché smuove un tuo ricordo.
una tua emozione. Esperienza perché tu leggi un libro e diventi quel personaggio della storia. Vivi un'esperienza. Umberto Eco, grande scrittore e semiologo italiano, diceva: se uno non legge niente, arriva a 90 anni e muore, ha vissuto solo una vita. Se uno ha letto 100 libri, arriva a 90 anni e muore, ha vissuto 101 vite, cioè esperienze. E poi c'è la speranza. In ogni storia c'è una speranza. Persino in questa storia che vi ha letto Marianna, che non ha un lieto fine. Nei libri per ragazzi non è obbligatorio il lieto fine, siete abbastanza solidi e forti per sopportare. Manuel, guarda che dico anche a te e al tuo compagno di banco, guarda che vi vedo, è inesorabile la connessione da lontano. Se vi stufate, fate qualche domanda, così cambiamo discorso. Però io queste cose ci tengo a dirvele. Ci tengo a dirvele perché vorrei farvi sospettare che nei libri per ragazzi ci siano le vostre vere emozioni. Non è una roba tanto per scrivere, non sono libri di testo, sono i libri con dentro le vostre emozioni. Antonio, altre domande? Sì, Antonio, senti, siccome i ragazzi purtroppo devono rientrare in classe verso le 11, facciamo, allora, avevamo ancora tantissime domande. Immagino, che però volevamo provocarli un po'. Però le professoresse mi stanno dicendo che devono un po' veramente liberare i tempi, però allora passiamo alla classe ottava, quindi la terza media, però adesso decidete voi l'ultima domanda ad Antonio. Venite magari vicino al computer, così, vicino al monitor, così vi vediamo. Io speravo avessimo un po' di tempo in più, non avevo capito che era solo un'ora. Un'oretta, sì, purtroppo. Vuoi fare la domanda? Prego. Marco farà l'ultima domanda. Quindi, le volevamo chiedere se ci può consigliare un libro che ha letto di recente e che secondo lei è adatto ai ragazzi della nostra età. Siccome non siete proprio bambinetti, io non esiterei a proporvi un libro che ho letto tanto tempo fa, ma che secondo me è formidabile. Il libro si intitola La vita davanti a sé. L'autore è Romain Gary, un autore francese che ha vinto un premio importante, il premio Goncourt, con questo libro. E senti, ho scoperto che persino Daniel Pennac, che ha scritto per ragazzi e per adulti, ha preso tantissimo da questo scrittore, La vita davanti a sé. Ma per ragazzi, poi vi suggerisco, per ragazzi giovani adulti, ma allora vi suggerisco anche di Kevin Brooks, Bunker Diary, o anche di Gary Paulsen, Nelle terre selvagge, o anche della Murail francese, Oh Boy. Ma andrei avanti. Lucas ancora di Kevin Brooks. E poi l'ultimo di Ferrara, raga, proibito. Questo si può leggere dai 18 anni e un'ora. Proprio maturi, mi raccomando. Guarda che titolo. Ce l'abbiamo in biblioteca. Dai, non è possibile, anche questo, bravissimi. Ma che meraviglia, che brave bibliotecarie. Mica leggerlo. Dovete mostrare i documenti perché le bibliotecarie sono severe. Se vedono che hai meno di 18 anni e un'ora, forse lo nascondono. Non potete leggerlo, sia chiaro. Non posso dire di più. No, niente. No, non facciamo censure noi in biblioteca. Mannaggia, allora peggio di quello che temessi. Giose bibliotecarie, molto bene. Senti Antonio, guarda, volevo assicurarti che noi anche qui a Pola abbiamo visto anche l'intruso. Abbiamo mangiare la paura, certo. Ecco. Senti, però un altro per le ragazze, ma anche per i ragazzi, pure Push, ma dai, le storie di droga, poveri ragazzi, li rovinate, sono proibiti questi libri, guarda questo. Questo è molto bello. Parla di femminicidio, da far leggere alle ragazze, ma soprattutto ai ragazzi. Dai, un assaggino, lo so che è finito il tempo a disposizione. Marianna, solo l'inizio di Mia. È stato solo per amore che l'ho uccisa. E mentre il sangue le usciva dalla gola non mi sembrava neanche lei. Sembrava un'altra,
una lontana che non potevo avere, che non avrei avuto mai. E con quegli occhi spalancati mi guardava fisso e non diceva una parola. Si prese il collo tra le mani, ma lo stesso, il sangue usciva forte e non poteva farci niente. E io nemmeno potevo farci niente. E la mano col coltello me la sentivo più pesante. E adesso mi ricordo quando l'ho conosciuta, quando l'ho vista per la prima volta che stava al bar davanti a scuola con gli amici. E c'era uno che suonava la chitarra. E io la guardavo. E anch'io, in cuor mio, avrei voluto saper suonare la chitarra. Perché a lei quello che suonava si vedeva che piaceva. Dopo un po' si alzò, fece ragazzi adesso vado, ciao, prese lo zaino e se ne andò. E io dietro. Per strada camminava liscia come una modella e saltellava come se sotto i tacchi le avessero messo delle molle. E poi arrivò al semaforo ed era rosso e allora si fermò e io le andai vicino ed eravamo fianco a fianco e da vicino era ancora più carina. Lo sai che sei carina, dissi. E lei rispose, certo che lo so. Io allora rimasi come un fesso, fermo, muto, senza una parola, perché io quella risposta non me l'aspettavo. E quando venne il verde non attraversai, me ne rimasi fermo come un palo mentre lei già se ne andava. Il giorno dopo, con lo spray rosso, disegnai 47 cuori dal marciapiede da casa sua alla fermata del bus e in ogni cuore c'erano scritti il mio nome e il suo. Quando li vide Stella si arrabbiò perché diceva che quelle erano stronzate. Io tutte le mattine presto andavo a correre, col sole e con la pioggia. E a lei questa cosa qui piaceva, perché diceva che si vedeva che ero uno forte, determinato. Ci misi un bel po' a conquistarla, ma alla fine la spuntai. All'inizio le davo gli appuntamenti e poi non andavo. La guardavo da lontano senza farmi vedere. Un pomeriggio poi le offrii un gelato e finalmente ci mettemmo insieme. Diceva che avevo qualcosa di particolare che lei però non capiva. Fare l'amore le piaceva. Diceva sempre che ero bellissimo, ma anche se stavamo insieme, io non ero tranquillo, no, non ero tranquillo mai, perché pensavo sempre che forse mi lasciava. Avevo lei e invece di essere felice tremavo per la paura di restare solo. Mi guardavo sempre intorno, in ogni momento, e li vedevo che la guardavano gli altri. Ma mi dicevo che loro potevano solo guardare, perché lei era mia. Niente da fare, mi dicevo. Questa donna è mia e non la lascio più. Con gli amici mi dava fastidio che rideva. Rideva pure se da ridere non c'era niente. Rideva a ogni parola. E quando parlava con le amiche, anche se io parlavo con qualcun altro, cercavo di sentirla. Cercavo di sentire lei, cavoli, le cose che diceva, per capire se diceva a loro cose che io non sapevo e che a me non diceva. Perché di lei io volevo tutto, anche i pensieri. Grazie. Ma grazie a voi ragazzi e conduttrice e biblioteca e festival e Katia. Senti, Antonio, dobbiamo salutarti. Lo so. Guarda, ti faccio un grande grazie così per... Io vi ringrazio ancora dello splendido invito e vi vorrei dire che adesso vi vedo tutti con occhi diversi, non so come mai. Vi vedo con uno sguardo diverso da adesso in poi. Che bello che ci siano ragazzi così, organizzatori così e che ci sia Flit Festival della letteratura italiana. Grazie. Wow!
Io spero di averti fatto conoscere anche, appunto, con occhi diversi la nostra realtà qui a Pola, in Ischia. Non so, Mi sono documentato online, sono andato a vedere tutto adesso. ecco, non so quanto sai di quanto si parli l'italiano qui. Non sapevo tanto, un pochino adesso so. Siamo bilingui, siamo multiculturali, siamo italo-croati come vuoi, E però quindi- comunque ecco, teniamo duro. Splendido, siete proprio sul confine, quindi abolite i confini, splendido. Noi continuiamo quindi a leggere in italiano, a promuovere la lettura, la lingua, la letteratura, E a fare intercultura, la cultura in generale. Certo. Tentiamo di farlo quanto più. Un bacio a tutti voi. Ciao! Anche ai docenti che non ho visto ma che so che sono lì. Ciao, ragazzi! Ciao raga! Leggete per fare comunicazione, educazione sentimentale, come ha detto Certo, ci Antonio. credo. Mi raccomando, parlate e quindi non vergognatevi delle vostre emozioni. Ciao! Ciao, ciao! Grazie.